La ludopatia è una vera e propria piaga. 300 milioni di euro spesi soltanto nel 2023 nel Bassanese per il gioco d'azzardo, bruciati tra slot machine, scommesse, lotterie, biglietti vari da grattare e soprattutto giochi online. 130 i giocatori patologici seguiti dall'ULSS 7 e i numeri purtroppo continuano a crescere. Persone cadute nella terribile trappola del gioco. Persone che hanno speso centinaia e migliaia di euro, persone che sono separate in casa, persone che i figli riescono a vederli o non vederli perché la priorità del giocatore è di andare a giocare o è lavorare, recuperare i soldi per andare a giocare o rubare in casa per poter andare a giocare. Storie difficili, di solitudine, di sofferenza, di difficoltà economiche, storie di vite che si sbriciolano. Sono tutti dati matematici, agenzia Taxi 1729, guardate nel sito, lo dimostra in maniera chiara, sono due matematici, non sono due operatori sociali, due matematici che dimostrano in maniera chiara che quel gioco d'azzardo si perde, alla lunga si perde sempre, non ha mai vinto nessuno. I numeri preoccupano innanzitutto perché sono numeri sempre in crescita e poi perché le perdite poi si riverberano nel bilancio del sociale. Sappiamo che il sociale è sempre più in difficoltà e purtroppo la percentuale di persone o di situazioni che si rivolgono ai servizi sociali per cause che in qualche modo sono correlate alle perdite da gioco sono sempre maggiori. E così i comuni di Cassola, Rossano Veneto, Nove e Solagna fanno squadra per far fronte a questo fenomeno. Se ne parlerà sabato 15 marzo in un convegno organizzato all'ex caserma Ai Muli di San Zeno dal titolo Oltre il gioco, educare al futuro. Perché dalla ludopatia si può guarire. Questo il messaggio partito oggi da Cassola.